Mercoledì prossimo, il 28 novembre, apre il cantiere per i lavori di ampliamento del pronto soccorso del San Bassiano, lavori che si protrarranno per 9 mesi e che proseguono un progetto che ha già portato alla riorganizzazione delle aree ambulatoriali. Questa seconda fase avrà un costo di 980.000 euro finanziati dalla Regione Veneto e riguarderà tutta l'area attesa e l'accesso al pronto soccorso. Per il periodo di cantiere verrà spostato l'ingresso al pronto soccorso, come ci spiega il primario Andrea Favaro. Si arriva nel medesimo parcheggio come al solito, l'unica differenza è che qui praticamente diventa un carico-scarico, sono 4 posti e quindi il familiare accompagna il proprio congiunto che ha il paziente, il malato, viene condotto attraverso il nuovo accesso e qui c'è un punto di sosta rapida pre-triage in cui si può lasciare anche la persona e spostare semplicemente la macchina in quel parcheggio in modo tale che poi in brevissimo tempo si possa ritornare al pronto soccorso. Una volta preso il numero nella sala d'attesa provvisoria si attenderà la chiamata per il triage. Qui Si riceve praticamente la priorità e quindi conseguentemente da qui parte il percorso. un percorso obbligato ben segnato a terra. Certo, ben segnato a terra, i pazienti critici accedono direttamente agli ambulatori, mentre le altre persone vengono destinate alle 2 sale d'attesa che sono previste. L'infermiere di triage darà dettagliatamente la destinazione di sala. A seconda delle attività da svolgere sui pazienti, le attività di presa in cura infermieristica rapida sarà dedicata a una sala interna di una quindicina di posti che sarà utilizzata anche per le ore notturne, mentre un'altra sala esterna più ampia dell'attuale, intorno ai 40 posti, è dedicata a tutti gli altri pazienti dalle 9 del mattino alle 23. Il dottor Favaro si rivolge a chi dovrà recarsi al pronto soccorso in questi mesi di lavori. Chiediamo un po' di comprensione più che altro per alcuni cambiamenti di percorso necessari alla gestione del cantiere.